Un Brescia che ha tentato nel finale di raddrizzare questa partita, è un Brescia comunque che ha fatto la sua gara, non sono arrivati i punti. Sì, mi ripeto, allora se analizziamo il risultato, merito del Verona perché ha vinto, quindi chi vince ha sempre ragione, ma io non ragiono solo in termini di risultato, ragiono in termini di prestazione e credo che il Brescia abbia fatto un'ottima prestazione. Comunque se c'è stata una squadra in campo che ha provato a giocare prevalentemente, credo sia stato proprio il Brescia. Adesso che campionato sarà? Cambia poco perché alla fine ci sono 4-5 squadre sempre lì. Ma il campionato sarà quello di inizio campionato, nel senso che almeno nella mia testa era un campionato equilibrato, un campionato che coinvolge almeno 4-5 squadre e la classifica lo dice perché non c'è una squadra che ha lasciato tutte dietro e credo che fino alla fine ci si giocherà in 4-5 squadre i primi 2 posti. Mister, una bella soddisfazione. Ma certamente portare a casa 3 punti importantissimi con una diretta concorrente alla vittoria finale direi che è una grossa soddisfazione. Teniamo presente che il Brescia è una grandissima formazione, una buona squadra che gioca un bel calcio, per cui noi siamo onorati di aver portato a casa questi 3 punti. Ha rivisto un po' il finale della partita con la Roma quando c'è stato quel calcio d'angolo in pieno recupero? Purtroppo sì, noi dovevamo fare il secondo gol sull'1-0, poi abbiamo rischiato il pareggio in un paio di occasioni, però dobbiamo essere più concreti se vogliamo puntare a qualcosa. In classifica non mollano le altre? Ma direi che a questo punto guardare la classifica non è che serva più di tanto, l'importante è crescere sotto l'aspetto del gioco e sotto l'aspetto della mentalità. Noi lo stiamo facendo e questo è importante perché credo anche se oggi il Brescia ha perso alla fine non cambia niente perché ci sono tanti confronti diretti, c'è tanto equilibrio, i 3-4 punti non contano niente.